Con un solo punto di differenza in classifica, Messana e Ionica si ritrovano di fronte nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 regionale sul sintetico del Sorbello Stadium. I padroni di casa cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta di misura subita contro la Nuovegia Virtus, ospiti che viaggiano invece a quota 20 punti in graduatoria e che nello scorso weekend hanno alzato bandiera bianca contro la capolista Ionia Calcio. Formazione della Messana per affrontare questa sfida: Barbera, Trovado, Sanciolo, Tomasello, Palermo, Lamantia, Catalfamo, Miloro, Boncordo, Scandurra, Cariddi. Partiamo allora col film del primo tempo, pronti via al sesto, subito un gol, arriva un traversone, il pallone per Androne che in qualche modo serve Massa, la zampata che manda il re di Santa Teresini. Ionica avanti al Sorbello Stadium, Messana che cerca la reazione al 14esimo, punizione di Cariddi che si stampa sulla traversa, poi al 15esimo palla in profondità per Scandurra che riesce a controllarla, prova a saltare il portiere, ancora Scandurra, si gira e trova un gran gol, 1-1 della Messana. La firma è di Scandurra che trova il pareggio e spara come Piontek. Poi al 19esimo Catalfamo per Boncordo in area di rigore, da buona posizione prova a calciare con il mancino che sbatte sopra la traversa. 34esimo Androne sfonda letteralmente nella difesa giallorossa, poi al limite dell'area la controlla, sterza sul destro, un gran gol di Androne, vale il nuovo vantaggio della Ionica solo per le fin qui al Sorbello Stadium. Nuovo vantaggio da parte degli ospiti. 43esimo, la Messana non si arrende, punizione di Catalfamo che gira, non si fa sorprendere Cacopardo. 44esimo arriva la giocata del weekend, del mese, forse della stagione, da centrocampo Marco Catalfamo trova un gol sensazionale, è quello del 2-2 della Messana, un destro che sbatte sulla traversa, lascia di sasso il portiere che non può fare nulla per evitare il 2-2 al Sorbello Stadium di Visconti. Finisce così infatti un primo tempo pirotecnico in cui spettacolo tra Messana e Ionica. 62esimo cambi nella Messana, entra Micale per Miloro. 68esimo tocca a Viscuso per Boncordo. 70esimo punizione di Scandurra, il pallone finisce di poco sul fondo. Al 77esimo viene allontanato per proteste mister Calì. 82esimo la Ionica cerca il colpaccio a Visconti, punizione di La Rosa che termina di un soffio sul fondo. 87esimo ancora un tentativo da fermo di La Rosa, viene messo in calcio d'angolo da un super Barbera. Rivediamo a rallenti il tentativo del calciatore in maglia rossa. Bella la parata del portiere della Messana al minuto 88, tocca al libero per Lamantia. Al 94esimo l'ultima chance, la punizione di Catalfamo messa dentro per Alessio Tomasello che la manda sul fondo. Finisce così la gara al Sorbello Stadium, pari e patte, grande spettacolo, stupendi i gol. 2-2 tra Messana e Ionica. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.